Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda giornata di Udine Smart. Io vi ringrazio di essere venuti. Immagino che anche oggi, spero che anche oggi sarà una giornata molto interessante, visto il programma. La giornata di ieri ha visto un'ottima partecipazione su tanti temi diversi. Oggi iniziamo la giornata di Udine Smart con un convegno, una serie di interventi sul tema della città aumentata, che non vuol dire la città che aumenta di dimensioni, consuma il suolo e tutte queste cose che sia il Comune di Udine sia il Comune di Tavagnacco assolutamente non permettono, ma invece la città aumentata nelle possibilità grazie alle nuove tecnologie. Vedremo che ci sono vari casi in cui possono essere utilizzate in maniera assai proficua le nuove tecnologie. Quindi io non rubo altro tempo, passo la parola al professor Pezzetta, che è il presidente del distretto delle tecnologie digitali, nonché sindaco di Tavagnacco, nonché presidente di ANCI, insomma, hai tantissime medaglie gratis, certo, perché si fa per la gloria. Che il distretto di tecnologie digitali, che è partner del Comune di Udine insieme agli altri, ci ha permesso di organizzare queste due giornate che hanno lo scopo essenziale di portare consapevolezza sull'importanza delle nuove tecnologie. In questo momento noi viviamo un momento di crisi che non può essere affrontato se non attraverso anche l'utilizzo delle nuove tecnologie in tutti i campi. Le nuove tecnologie non sono una cosa di nicchia che ha a che fare solo con gli informatici, sono dappertutto, sono il futuro e il modo per uscire dalla crisi, per creare posti di lavoro. Io vi ringrazio e passo la parola a Mario Pezzetta. Grazie Paolo, sarò brevissimo. C'è un problema della crisi, ma c'è anche un problema per i nostri territori di sostenibilità. Sostenibilità che deriva da una situazione non solo congiunturale ma strutturale. Il nostro sistema sia demografico, invecchiamento, il nostro sistema economico è un sistema che non ce la fa più. Siamo quasi al 60% del bilancio regionale assorbito da spesa sanitaria, da spesa assistenziale. Una delle possibilità per uscirne è di costruire un sistema nervoso che adesso funziona con capillari che sono staccati gli uni dagli altri e non si parlano fra loro, un sistema nervoso in cui la conoscenza passa, si diffonde, restituisce servizi consapevoli e ci siamo in questa regione. C'è solo un problema però, che siamo disconnessi, siamo separati, però la visione che viene anche da questa idea della città intelligente, della comunità intelligente, può essere un paradigma che applicato qui, ripensato, calibrato sulla nostra realtà, può darci una delle possibilità di uscita da questa situazione, che ripeto non è un problema soltanto di crisi congiunturale economica, ma un problema per noi di dato sistemico, di dato strutturale. Ragion per cui, visto che la tecnologia c'è già tutta, dobbiamo fare una grande operazione di tipo culturale, spiegando che dobbiamo connetterci, che dobbiamo utilizzarla, e allora sì che la nostra visione diventa tridimensionale per quanto riguarda il futuro, e non soltanto a spicchi, quadretti e segmenti che ci restituiscono tantissima preoccupazione. Da presidente dei sindaci di questa regione ho un osservatorio privilegiato per vedere quanto la pubblica amministrazione potrebbe fare, in alcuni casi fa, però rimane sempre il problema che dobbiamo inquadrare queste azioni in una visione complessiva. E ripeto, servono proprio queste azioni di approfondimento culturale, spiegando che è possibile che noi ce la facciamo, è possibile che questa realtà che ha una sua storia, una sua tradizione, ma deve connettersi, deve
deve mettersi in filiera col mondo, altrimenti rischiamo veramente il declino di questa bellissima realtà sociale e culturale che è il nostro territorio. Quindi le azioni del Comune di Udine, di Tavagnacco, il Distretto delle Tecnologie, una visione evolutiva. Questo benedetto paese nostro si pensa di risolvere la maggior parte dei problemi con un approccio formale giuridico. L'approccio formale giuridico deve arrivare in fondo quando abbiamo definito una visione, abbiamo definito un progetto di realtà territoriale, parlo soprattutto per la pubblica amministrazione, ma soprattutto dobbiamo anche dare una possibilità per la realtà sociale ed economica che non ce la fa, che rischia di restare esclusa, perché è centrata solo su una produzione di hardware in senso generale molto limitato, seppur di grande qualità, che però non ha filiera, non ha futuro. Ecco, quindi è importante che noi continuiamo a spingere in questa direzione, a rendere queste camere, diciamo, di conoscenza, questi contenuti di conoscenza che sono ancora separati, a renderli come vasi comunicanti. Ecco, questo serve perché le tecnologie ci sono già tutte, la visione anche dei territori smart comincia a delinearsi, dobbiamo fare ancora un approfondimento di tipo organizzativo. Pensate soltanto alla rivoluzione che potrebbe essere rappresentata dal cloud computing per la pubblica amministrazione. Sul territorio, e poi termino, abbiamo lineati i servizi comunali, i servizi della sanità territoriale, i servizi ospedalieri, la rete della regione. Ebbene, tutte queste realtà organizzative ora operano in modo separato. Il cittadino è costretto con le sue carte, con la sua burocrazia, a fare una via crucis in ogni ufficio. Se noi mettessimo in linea organizzativa e quindi utilizzando quello che la tecnologia ci dà, soprattutto con la tecnologia cloud che ormai è matura, noi faremo una rivoluzione. Secondo qualcuno degli operatori, questa rivoluzione per la pubblica amministrazione sarebbe più importante della rivoluzione rappresentata dall'invenzione della macchina a vapore. Pensate un po'. E io penso che proprio sia così. Quindi auguri diciamo ai lavori di oggi, e ringrazio chi ha pensato questa cosa, perché rende un grande servizio a questa comunità che rischia veramente di restare indietro, di restare separata rispetto a un mondo che cammina e corre. Grazie. Bene, buongiorno, io sono Luca Nardone di Confartigianato, mi hanno dato così, questo incarico piacevole di iniziare questa seconda giornata raccontandovi un'esperienza che abbiamo fatto. Mi aggancio un pochino a quello che diceva il sindaco di Tavagnacco, il dottor Pezzetta. C'è stato chi ha detto, parlando di tecnologie, proprio mentre realizzavamo Udine 3D Forum, ha detto che le tecnologie del 3D, le tecnologie dell'open source sono cose per smanettone e che difficilmente in realtà coinvolgono il mondo dell'impresa, il mondo dei professionisti. Ecco, io voglio raccontarvi questa esperienza che abbiamo fatto, sempre che riesco a trovare la presentazione, e per dirvi che in realtà questo non è vero. Quella che vedete qui è la copertina che abbiamo fatto nell'ultimo giornalino in cui abbiamo raccontato un pochino questa esperienza. Abbiamo mescolato Udine e un personaggio virtuale realizzato da uno dei più grossi disegnatori di personaggi virtuali in Italia, che è Daniele Angelozzi. Ve la riporto perché mi dà la possibilità di farvi questa domanda. È possibile che Udine sia la capitale nazionale della grafica tridimensionale? Io penso di sì e vi rispondo nel corso di questa cosa. Abbiamo organizzato questo evento che è stato l'ultima edizione, questa è la seconda edizione, il 9 e il 10 di novembre, Udine 3D, facendolo nascere da una storia che prende via da un incontro che ho avuto con Paolo Capizzi, che è un signore seduto in mezzo a voi, che è una persona che lavora per un'azienda che fa render in tridimensionali e che mi ha detto:
Luca, ci siamo conosciuti appunto a Matching Day, che è un evento che organizza la nostra associazione di business to business. Mi ha detto: Luca, non c'è niente in Italia di veramente professionale sulla grafica tridimensionale, cioè che si occupi specificatamente di questo. Ci sono eventi anche grossi che ne parlano, ma si rivolgono di solito a settori specifici, ai videogiochi, alla visualizzazione di certe cose o altro, ma non c'è un evento particolare. Perché non ci proviamo? Noi abbiamo raccolto questa sfida nel 2011 in una data tridimensionale, che è l'11 dell'11 dell'11, era un sabato, abbiamo colto l'occasione e abbiamo organizzato Udine 3D Forum. L'abbiamo fatto in Camera di Commercio, sfruttando anche gli spazi di Friuli Future Forum, perché ci serviva anche far vedere qualcosa, quindi avevamo l'area dove c'era il convegno vero e proprio e l'area dove c'erano dei PC per mostrare un pochino delle applicazioni. A sorpresa ci aspettavamo a malapena di raggiungere una cinquantina di persone, ne abbiamo avute 240. Non si può dire alla Camera di Commercio perché la sala ne teneva 99 ufficialmente, però noi le abbiamo un po' alternate, un po' in videoconferenza agli studenti, alla fine ce l'abbiamo fatta. È stata una bella esperienza, le persone che c'erano sono state contente, ma soprattutto in modo spontaneo alla fine dell'evento ci hanno fatto una serie di richieste che noi abbiamo voluto ascoltare e ci hanno chiesto di fare un forum, cioè una cosa che sia virtuale ma anche reale, continuativa, cioè che sia un modo per loro di ritrovarsi. Ci hanno chiesto di avere più tempo per incontrarsi, perché in una giornata così abbiamo appena abbozzato alcuni temi, e proprio perché il tempo era tiranno e quindi abbiamo sorvolato l'argomento, volevamo un po' creare un'infarinatura di consapevolezza su questi temi, ci hanno chiesto anche di avere dei contenuti tecnici. Dei 240 partecipanti, circa 170 erano professionisti, non erano studenti che passavano di lì per caso e che erano vagamente curiosi, era gente che, architetti, ingegneri, geometri, designer, eccetera, lavora con tecnologia 3D o è incuriosita da tecnologie. Che cosa gli abbiamo dato? Gli abbiamo dato quello che ci hanno chiesto, un forum, gli abbiamo dato più tempo e gli abbiamo dato dei contenuti tecnici. Per fare questo l'abbiamo strutturato in un'altra data, questa volta non era tridimensionale, ma comunque abbiamo cercato di sfruttare la numerologia, per cui il 9 e il 10 dell'11 del 12, abbiamo cercato di mettere insieme tre cose. Un convegno, quindi una parte più di approfondimento generale, in cui confrontarci con gli opinion leader di questo settore, dei workshop tecnici, abbastanza approfonditi, con alcune tra le persone più, gli esperti più in voga in Italia, e un momento di networking, cioè gli abbiamo comunque dato più tempo. Lo abbiamo fatto come? Intanto allargando la durata di questo evento, che non dura più una giornata ma dura due. In queste due mattinate di convegno, abbiamo fatto 2 mattinate di convegno vero e proprio, dove c'erano appunto il confronto con veramente gli opinion leader, i responsabili, gli amministratori delegati delle aziende più grosse che lavorano nel settore. L'abbiamo tra l'altro strutturato in 3 momenti, una un po' di visione del futuro, cioè cosa sarà in questo settore nei prossimi anni, un momento curato in particolare dall'Ordine degli Architetti su quelle che sono, le abbiamo chiamato illusions, cioè è facile illudersi che col 3D risolvo qualunque cosa, ma non tutto quello che posso disegnare o progettare poi riesco a realizzare fisicamente, e non sempre la semplice tecnologia mi aiuta veramente a migliorare il mio lavoro. Devo saper scegliere lo strumento giusto, devo saper scegliere a quali competenze acquisire, in quali corsi partecipare, che persone scegliere come collaboratori. E poi abbiamo fatto anche un momento dedicato alle applicazioni, quindi applicazioni intese nel senso di hardware e software che lavorano col 3D, quindi software 3D, ma anche le stampanti. Ivan Bontolin era uno dei, con la sua stampante 3D era uno dei espositori che un po' faceva vedere qualche cosa. C'era anche un'altra azienda che lo fa a livello professionale, cioè vive facendo modelli tridimensionali. C'erano ad esempio anche quelli dell'Epson con le loro stampanti, perché anche il convertire il modello 3D poi in una resa fotografica adeguata fa parte del rendere il pacchetto del tridimensionale completo. Abbiamo messo vicino a queste 2 mattinate di convegno 15 workshop tecnici, direi di livello
nazionale, perché tutti i relatori sono di livello nazionale, sono conosciuti in tutta Italia. Alla fine abbiamo avuto 27 relatori tra convegni e workshop. Abbiamo allestito 6 corner dimostrativi dove c'erano le workstation dell'Asus appunto per le applicazioni 3D, dove abbiamo fatto vedere anche un po' di l'applicazione del gaming, quindi c'era chi poteva anche giocare, c'erano le stampanti dell'Epson che facevano vedere un po' come funzionava, c'erano le stampanti 3D, c'era il di Teddy con le applicazioni che vedete anche qui in fondo, c'era un po' un assaggio di quello che si può fare nel tridimensionale. C'era ad esempio anche uno scanner tridimensionale che spesso non si vede, ma permetteva di scannerizzare e memorizzare le informazioni tridimensionali, ma anche di colore addirittura di una persona, proprio passandolo molto velocemente davanti al viso, scannerizzava in 15 secondi una persona. Per fare questo abbiamo creato un comitato scientifico che ha coinvolto tutti gli ordini professionali, ha coinvolto il comune, ha coinvolto l'università, ha coinvolto l'ADI, quindi i designer italiani. Ed è stato anche per noi un momento di networking, perché l'evento non è stato, come dire, una cosa autoreferenziale, che abbiamo cercato di metterci quello che sembrava a noi giusto, ma abbiamo cercato di condividere l'organizzazione in modo ampio, cercando di dare una risposta alle esigenze professionali del nostro territorio. Cioè, gli architetti ci hanno detto: noi avremmo bisogno di parlare di questo, ingegneri altrettanto, quindi abbiamo cercato di dare delle risposte concrete. Per fare networking, a parte il semplice fatto di essere lì, quindi di potersi confrontare con gli operatori, di poter essere presenti in uno spazio ristretto, siamo stati ospiti dell'Università del Polo economico giuridico dell'Università in via Tomadini. A parte questo abbiamo organizzato anche una serata alla Casa della Contadinanza proprio di networking, per cui abbiamo invitato i professionisti, le persone, le imprese che erano interessate a dialogare, a conoscersi meglio, a una cena, perché comunque in Friuli mangiare qualcosa insieme è un ottimo modo di fare amicizia. C'erano delle belle tavolate in cui queste persone hanno iniziato a dialogare, a parlare, a capirsi, a scambiarsi un pochino di esperienza, e devo dire è stato anche quello un momento molto, molto piacevole. Sul palco vi ho messo qualche nome giusto per capire tra i relatori che c'erano. C'era Mariana Santoni, che è uno dei guru di Adobe, quindi forse l'esperto più noto nel settore di Photoshop. Antonio De Lorenzo è il caporedattore di Computer Grafica, che è la rivista di settore, l'unica credo rivista di settore. Adesso ha prodotto anche 3D Artist, che è un po' più divulgativa, mentre Computer Grafica è proprio una rivista tecnica. Abbiamo avuto la fortuna di coinvolgere Gianmario Catania e altre 3 persone della Rainbow CGI, che sono la più importante casa di produzione di cartoni animati, di animazione in 3D in Italia. Qualcuno li può criticare perché sono quelli delle Wings e dei Gladiatori di Roma. Ognuno può scegliere se Belen andava bene o meno per doppiare il personaggio sexy del film, però è anche vero che loro sono l'unica azienda in Italia che fa animazione con un livello paragonabile ai livelli che stanno sul mercato internazionale, non fanno semplicemente il film divulgativo eccetera, ma fanno cartoni animati che vanno nei cinema. Abbiamo avuto Danco, quindi Daniele Angelozzi, detto Danco, è il curatore del sito del Forum Nazionale di ZBrush, ed è uno dei più noti modellatori di personaggi virtuali in Italia, che ci ha costruito una donna mostruosa con cose incredibili, però i ragazzi e i professionisti che erano lì sono rimasti incollati a sentirlo per 5 ore su come modellare un corpo umano. Abbiamo avuto la Nemesh, quindi con un software o il Plan, che è un software per architetti, soprattutto per la progettazione. Vi dicevo che c'era un'azienda, la Protocube, che fa di Torino, se non ricordo male, che fa prototipazione tridimensionale e vive facendo modelli 3D da stampanti 3D, quindi loro fanno quello che Ivan fa un po' più forse per diletto, lui si cura più di costruire la stampante che di vendere poi i pezzetti, loro invece vivono facendo i modellini. E abbiamo voluto prendere anche il settore del gaming, perché abbiamo chiamato la Milestone, che è forse la più importante azienda in Italia di videogiochi. Loro fanno soprattutto simulatori di volo e di guida, di moto e di auto, infatti poi erano tutti che ci giocavano fuori, però Marco ha un po' raccontato
come avvicinarci a questo mondo del videogioco. Fuori dal palco chi c'era? C'erano 350 persone che si sono alternate in queste 2 giornate e c'erano, a sorpresa, perché non l'abbiamo pubblicizzato proprio per spingere la presenza fisica, c'erano anche 165 persone che si sono collegate in streaming e hanno seguito l'evento su Ustream che non potevano essere fisicamente lì. Quindi mi sento di rispondere di sì, che Udine può, se vogliamo, essere la capitale nazionale della grafica tridimensionale. Non per una vanteria così, ma perché sul nostro territorio ci sono le possibilità, le competenze, la voglia di fare, c'è un entusiasmo molto forte che ho visto sia ieri che spero di vedere anche oggi qui, un grande interesse per le tecnologie, un grande interesse per andare avanti, per cercare nuove occasioni di crescita, non solo per gli smanettoni, ma mi piace collegare l'idea che lo smanettone dovrebbe diventare in qualche modo anche un imprenditore di se stesso, dovrebbe iniziare a vendere le competenze che acquisisce imparando a fare lo smanettone, diventare un'impresa, diventare un operatore economico, perché il nostro territorio ha bisogno di operatori economici. A me fa un po' tristezza quando senti i giovani, che io per lavoro vedo molti stagisti eccetera, universitari molto bravi, che però mi dicono io voglio andare a lavorare in Germania, voglio andare a lavorare da un'altra parte. Credo che se riusciamo a curare occasioni di intervento come Udine 3D, come Udine Smart eccetera, riusciamo anche a far capire alle persone che la nostra regione, il nostro territorio è un bel territorio dove restare a fare gli imprenditori di se stessi. Finisco con qualche sogno su quello che vorremmo fosse la continuazione di Udine 3D, perché noi ci siamo già dati gli obiettivi per i prossimi anni. Ovviamente quando cresci, insomma, non ti fermi, il cavallo che vince non si cambia. Noi vorremmo continuare a fare un evento di 2 giornate, sempre coinvolgendo tutti gli operatori del territorio. Vorremmo dedicare dei percorsi tematici veramente ai professionisti, agli appassionati che sono appassionati di settori diversi, e quindi il mondo dell'architettura, il mondo del design, il mondo della meccanica, il mondo della grafica, il mondo dell'animazione. Vorremmo, e stiamo già lavorando per questo, avere delle aree dimostrative. C'è già un'importante azienda nazionale di workstation che si è offerta di portarci l'anno prossimo una serie di workstation per allestire proprio un'area demo dove provare questi software lì sul posto. Vorremmo condirlo con una serie di piccoli eventi durante l'anno, di richiami, di partecipazione, non per niente sono qui adesso, però vorremmo lanciare anche una serie di contest legati alla grafica tridimensionale. E vorremmo, io ho scritto promozione a livello nazionale, vorremmo che veramente venisse conosciuto a livello nazionale. Vi dico una verità, misteriosamente, perché non avevamo budget per fare grande promozione, però noi abbiamo avuto dei partecipanti pugliesi a Udine 3D Forum e dico, se vengono dalla Puglia per vedere cosa facciamo e provare, forse tanto male non abbiamo fatto. Ecco, vi lascio solo i contatti se uno vuole curiosare. Adesso l'evento è passato, stiamo smaltendo lo stress e il sito ha bisogno ancora di qualche aggiustamento, però se uno vuole curiosare, vedere le fotografie, seguire un po' quello che stiamo facendo, questi sono i riferimenti. Ci sono anche, c'è un gruppo su Facebook dedicato a Udine 3D che sta crescendo giorno dopo giorno, si sta animando e scambiando opinioni, idee così. E credo che sia una base sulla quale noi dobbiamo lavorare per far crescere questo evento. Se qualcuno è interessato, un'occhiata lì non fa male. Grazie. Di cielo. Grazie.